Ok, quindi c'è tutta sta wave Atlanta. Ho detto, dove possiamo andare a prendere le case che somigliano a quelle di Atlanta, che si mettono a rappare davanti a sti bungalow? Dice qua. Andiamo dal nostro amico Marchetto e andiamo a farlo. Che faccio? Organizziamo una grigliata a casa di Marchetto, chiamiamo come si chiama, il videomaker, che ci faccia il video durante la grigliata. Io mi posso assunto io mangiando. Ma basta quei cappe. E Dopo che la capisci? sì, Brancini, abbiamo fatto la greve dei Brancini, no? La keba è la galera. Ok, Prigione. perché allora tu chiederò vari slang che ad esempio pur essendo appunto lì in area non tanto lontano, certi slang non capivo. No, ma se parliamo in dialetto è una roba che non si capiamo tra gli altri e te. Vabbè, ti devo sa fare adesso tipo il far soldi. Fare soldi è fare i debiti. Lo so, ma perché te mi vuoi spiegare a te? Io non lo sapevo mia. Non sapevi cosa che... Non sapevo slang che danno gli altri far soldi. Non sapevo. Pensa, mi fa se roba in veneziano e non arriva a finire. Che forse sei messo padovano, non lo so. Gli altri c'è più Padova, via. O anche una roba che vabbè, mi so, però tipo avere i sgrassi in scarsea. Cioè, mi so cosa vuol dire, però magari chi che ne vada non lo sa. Se chi che non ha voglia di spendere skate, Perché che sgrassi, no? quello che si smette mai scarsea e trova sgrasso che è che lo sta attento e quindi dici di fare a mano, no? Senza aver c'appa niente in mano. Quindi è sgrassio con a che te c'appa a mano. Quest'altra se ti scarsea e ti si frega. Sì, molti legati sgrassi qua, comunque anche se copertini che hai messo sgrassi. Siamo in una zona balneare e comunque è una zona di pescatori, se non sei legato, c'è comunque una tradizione da isola qua, la sentiamo. Mangiare il granchio è una prelibatezza che dalle nostre parti puoi assaporare tranquillamente. Adesso che sono arrivati i granchi blu, c'è stata proprio la diatriba tra il granchio nostrano e il granchio blu. Il granchio blu ha fatto piazza pulita di vongole di questo e di quell'altro. E noi la stiamo immaginando un po' come le gang of Bloods vs Crips, questa cosa qua, il granchio blu contro il granchio porro. Ecco, ho visto i fatti che c'era. Noi saremo il granchio porro, però il granchio blu ci sta mangiando fondamentalmente. Il granchio porro è sempre il granchio porro comunque. È un'altra cosa. Invece il Masenit può essere un'alternativa al granchio o se è un'altra roba? Masenit è un granchio, però noi altri preferiamo le moeche. Sarebbe il granchio quando fa la mutta e perde tra virgolette la mutta, si è mollecato, ma anche il granchio blu fa la moecca, no? Cioè che si cambia la mutta, il carapace è tutto quanto morbido e poi bello friggerlo e mangiartelo molto molto bene. Comunque pensa che queste quasi ultime domande che volevo fare per chiudere, invece siamo partiti subito. Perché no, devo spiegare un attimo alla gente che ne guarda, il trio flagello cos'è intanto? Potremmo dire, quando fin venendo qua in macchina, se puoi dire in modo un po' goliardico che sì, Club Dogo del Veneto. Cazzo. Beh, c'è un Don comunque, c'è un altro Don, là, c'erano due. Manca come stile, ma sai perché? Perché a fine, se te guardi, gruppi hip hop. Sì, è vero. Noi veniamo fuori da quello, cioè allora c'è uno che è baffo e pelotto, trio flagello più rossetto e uno un po' più belloccio che era il esatto, che serve quello. Che aveva anche treccine tra l'altro. Che tra l'altro? Aveva anche treccine per un periodo. Sì, aveva le treccine, anche il marchio ha avuto i dreadlock. Perché noi abbiamo un po' lo stile Club Dogo, ma semplicemente perché noi nasciamo come non tanto un rap da centro sociale o comunque impegnato cose del genere, cioè qua il posto non ha vari impegni che possono richiamare i giovani, questo, quello, quell'altro, e la vita qua è ignorante, molesta e tutto quello che è. Noi nasciamo come trio flagello molestamente ignoranti e quindi facciamo un rap da strada fondamentalmente che prende ispirazione magari dalle cose che in Italia sono tipo, come dici te, Club Dogo, tutte le dovute proporzioni, perché sì, cioè, di essere Jake La Fura piuttosto di essere Don Ross che parlo in questo momento. Però diciamo che la scuola è quella, fare rap che non ti asciughi i coglioni parlando di problematiche, ma di farti divertire e di farti evadere dai pensieri della routine quotidiana. Cioè mi posso parlarti di quanto che spendo su una serata a bere, a mangiare fuori e finirla a striptease, per farti un esempio,
E non mi metterò mai a parlarti di politica, questo, quello, quell'altro, perché mi sparo sui coglioni. Sì, perché noi siamo quelli che danno voce a quella parte della popolazione che nel momento in cui si rompe le palle di dover lavorare, pensare ai cazzi e mazzi, ai problemi che c'è a casa, dice ok, voglio evadere un attimo, voglio andare fuori dal mio solito schema, cosa faccio? E allora, pum, mi metto su Trioflagello e chiudo l'orecchio, vado, parlano di andare a bersi fuori le birrette, parlano di andare a fare un po' di casino con i fiori, di andare un po' a ciccette, di andare in campeggi a vedere di trovare qualcosa di diverso, qualche escamotage per portarsi a casa una serata un po' diversa, e è quello che noi vogliamo fare e far sentire alla gente, che è quello che facciamo, quello che abbiamo sempre fatto dal giorno 1. Ma com'è che nasce? Come vi siete conosciuti? Come vi si appassiona di pop? Comunque su una di fine... Io penso che se conosciamo da quando che avevo 8 anni, che ne ho 37, io forse anche a Marco di 8 anni, forse che ne avevo 8. Io 9, per farti un esempio. Dopo io che abbiamo continuato a tenerci comunque in contatto per quanto che c'era, perché entrambi avevamo fatto i media a Venezia, superiori a Venezia, e da qua in zona non ve ne c'era tanti che ciappavano motonave per andare a scuola Venezia e medie, perché ti vai medie a Cava in Treporti, a Cassavio, dove che ti vuoi, insomma. E gli altri, con questa scusa qua che ti ciappavi a motonave per andare su a Venezia, ti te trovavi, e il Vince già era da quando che aveva 12 anni, sempre con sti bragossi buttati sotto dal culo, come che iniziano i model della volta. Quindi ha sempre avuto questo stile rap, io ero uno sbarbattino sempre con lo stile rap, braghe così, e dai, non dai. È bellissimo, perché una volta gli faccio Rossi, ma cosa stai ascoltando? Perché lo vedevo, sai, si andava in giro col Walkman, col lettore CD. Guarda, mi tira fuori, forse anche prima, se parla del 98-99, cioè comunque... Ti anni che sia più altri. Mi tira fuori sto disco, 88. nel disco di quello là che c'era Fatboy Slim. Ah sì, madonna. Fatboy Slim, Rockefeller Skank. You were come a long way, baby. Sì, ecco. Col ciccione in copertina. E poi mi tira fuori un disco da Wu-Tang Clan. Quando mi ha tirato fuori il disco da Wu-Tang Clan ho detto hai capito, Don Ross, mi ascolta il V. Avevo un desani e dico ottimo. E allora in motonave Amici di dei V. No, ma la cosa bella era Girami questo, girami 50 minuti di viaggio che c'erano all'epoca, tu li facevi sentendo i rumori da una cuffietta della musica, ma dopo la cuffietta a destra già era su Ereccia sua, cuffietta a sinistra su Ereccia mia, ti avevi Ereccia cose, quindi ti avevi anche sto viaggio che già era 45 minuti per arrivare a Venezia, che col stesso lettore CD ti ascoltavi in mano, certamente. E quindi parla di fare musica, io poi dopo sono andato a studiare a Milan, gattacca a fare... dopo anni, però ti avevi 18 anni, 19, ti avevi già fatto un disco a Venezia, ti avevi già fatto un disco a Milan. Nel 2004 già ero ai superiori, avevo appena fatto un demo per i cavoli miei. Dopo conosci il Marchi, perché anche lui era più sbarbato di noi, ma prendeva la motonave per andare a Venezia. Mi conosciamo da una vita, il Marchi lo conosco bevendo un'acqua e menta, per farti un esempio, in bar facendo freestyle. E nel 2007 è nato il Trioflagello, 2008, l'anno dopo l'incidente mio, 2008. Parlaci dell'incidente, qualche mi lo so. Un incidente, questa è... Dopo si sente al microfono. No, la mia protesi. Ma cazzo, ciò? E ho fatto un incidente di scooter che avevo 16-17 anni nel 2007 e ho perso la gamba. Pensati, perché poi fai canale. Esatto. Posso raccontarvi come che Verotta avete conosciuto, che Alberto a Vacca può essere? L'abbiamo organizzato noi. Davvero? Sono arrivate 3.000 persone a Cassavio. L'unica volta, e c'era Vacca, cioè del Malestremo Gang, no Malestremo, com'è che si chiamava? C'era Two Fingers, cos'era? C'era Two Fingers, l'anno dopo però. C'era solo io. C'era Nex. C'era Nex, però che c'era uno che tipo da Milan. E c'era tutta quanta la crew di Vacca, quelli che andavano in giro con Vacca, che Gangsta Nano, c'era. Sì, era il periodo che loro facevano la Calapianani, quelle cose là. Era appena venuto fuori dal tour con Fabri Fibra, era un attimo in scazzo con Fabri Fibra coi tempi. Insomma, ti vedo ti montare sul palco in stampè, ho detto ma va, e chi sei questo qua?
poi ho aperto la bocca e ho iniziato a fare esatto, non è stanteo, il mitragliatore. e c'ero con Mirzino, che saluto Mirzino, c'ero con Juve, Mirza, che è quello di Pezzo Origins, se non sbaglio, il miglior rapper di Pezzo Origins. esatto, Mirza. là se fosse Jeremy Do, vabbè, Cazzo, Fia, dopo forse ti ha fatto anche vari Pezzi Origins. no, l'ho fatto uno solo qua a FIA, sì, effettivamente c'era meglio di Traga, perché non so che si abbattesse con chissà che grandi esperti. Vabbè, però anche a te alla fine nel tuo ti viene fuori da un posto dove che nessuno l'ha mai fatto, ti stai il primo a farlo, e tua copertina, vecchio, c'era dei robe con l'uomo nutiaste, cose qua. Sai, i video del botte, erano la camera, però sono cavoli. Sì, c'era Beiti. un buon stile, botte. Grazie, grazie. Il tuo stile. Esatto, e niente, avevo conosciuto là, ho detto cazzo. E io mi ricordo, non so se che a volta là o in qualche serata dopo seguiamo scambiare, guarda il pacco dei pacchi e mi vengo dal mio, seguiamo scambiare, che aveva ancora proprio il CD di carta che avevi, Sì, sì. la bottiglia di cartone. Che bella. Sì, e tra l'altro Perché costavano anche Skyfarde, per cui io avevo fatto un stile di cartone, perché non ho una gente. è il numero uno, pistola, tiriamo una strofa su Pistola Remix incredibile, Lui? lo voglio belle, lo voglio finta pelle. Vabbè, insomma, dai, rivaiamo. E così mi si conosce. No, è bello il fatto che comunque non si facile tenere vivo un trio, cioè un gruppo di così tanti anni. Allora, ultimamente c'è da dargli atto che se fosse per me e lui, il trio probabilmente, o comunque qualsiasi tipo di musica, sarebbe morta più o meno da anni, o comunque ci troviamo per fare un album come l'ultimo che abbiamo fatto io e lui, ci abbiamo impiegato quasi 2 anni e mezzo, ma perché proprio è difficile con le tempistiche, tante volte sei scazzato, i tuoi impegni non ce la fai. Certo. Adesso che stiamo ritornando col trio è da dargli atto che il Marchi dall'America si sta sbrigando i coglioni una vita e mezza per tenerci tutti quanti là attaccati, stimolarci, farci fare musica, ed è da dargli grazie. Diciamo che È lui adesso quello che porta avanti. pulsa, diciamo. Lui è stato per anni fermo quando magari il Vince faceva i suoi dischi, io facevo i miei, facevamo i nostri, però adesso lui è... Hai fatto quasi un EP all'anno praticamente, se può dire. Ha fatto. Allora parliamo con gli etilici, no, parliamo tutta la discografia. Allora, Vai. etilici Don Vinny, primo cosa, fucking Bump to Drump, No, chiarissimo. Col col Plaza, Vabbè, ma cioè, stiamo parlando di tutta la discografia. che ho fatto 2004. Perché spero che sia anche in rete sta roba. No, qua c'è qualche fortunato che c'ha qualche disco vecchio mio. Io forse devo avere un suo addirittura masterizzato, perché poi non si parlava neanche di serigrafie su CD, di copertine fatte vedere, scritto proprio a mano, Scritto a mano. alla vecchia maniera. Ah, ok. A quei tempi lo che c'erano i stampanti laser su dischi. Come Lo facevi fare da là. Come l'abbiamo registrato? Lo registravi a casa mia o a casa sua con un microfono da 10 euro? A casa del Lazzaro l'avevamo registrato. Ricordi a casa mia la prima canzone che abbiamo fatto io e tre sul beat del Z da Portogruaro, che era il terzo rango? L'abbiamo fatto con un microfono da 9,90 euro, preso tipo alla SME, con un calcetto in pia sopra, senza neanche aste per il microfono, tenendo in man così. Non si sapeva nulla. Allora è successo tutta sta roba qua, è tutta Il pre-trio fondamentalmente. io, ma anche prima che io andassi all'università a Milano, insomma, nel momento in cui abbiamo visto che c'era qualcosa fuori, ok, si fa in questa maniera. Io a Milano sono andato col sogno di... Lui è andato a Milano, il primo disco da Bassi Maestro. Vado a Milano, vado da Bassi e vado... No, Pixel, cosa succede? Vado da Bassi e mi dice così cos'ha, si fa così cos'ha. Se no, tu sapevi che Qua sei, tra virgolette, vieni su a livello di... Mi registravo le mie robe sul portatile e poi andavo magari in studio a farle fatte bene. Sì, ok, ho capito. Beh, esatto, comunque vuol dire... Solo che dopo il primo anno, dopo 6 mesi che già non mi ha, ho dovuto un attimo rivedere i miei piani perché E sei andata alla SIA, amorosa si è rimasta piena. Che era una bambina, e quindi dopo alla fine... quindi ho dovuto un attimo sbassare. Ma infatti c'è su un pezzo la racconto un po' sta storia. E se quello Su mia. Ma Croupier tu l'avevi fatto da Milano o l'avevi registrato qua in zona? No, Croupier, tornato da Milano, abbiamo iniziato a girare con Pawana
Matt Pavana da Jesolo, e si era fatto una specie di crew, una crew si era creata che si chiamava Laguna Zoo, e c'erano breaker, DJ, produttori. Io, Ross e Marchi stavamo iniziando a fare questo trio. abbiamo formato il trio. Che sia dal 2008 cos'era? 2008, 2007-2008, perché mi ho messo laurea nel 2008. Che hai fatto il primo disco con il logo vostro? No, quello è il secondo, quello lì col logo. Il primo eravamo io e i tre incappucciati con i pacchi in mano. Ah, non so se... è il primo. Se il primo il pacco di pacchi, il secondo è sempre trio. Ah beh sì, sicuro, si parla di canzoni. Io parlo proprio di progetti in totale, tra quelli del Marchi, quelli tuoi solisti, i miei solisti o con l'altra gente, quelli del trio avremo 15 dischi, 14 dischi. Cassavio parte 1, saluti da Cassavio 1, saluti da Cassavio 2 che adesso viene fuori. È più... Eseggiato dischi. The Tuo, cosa c'è? The Dons, 2 dischi dei Dons, Massoneria e questo che non so adesso, diciamo su sia. Dopo che avevamo sempre trio e Paco di Pacchi siamo già sì, considera che Migo, Fratelli d'Italia con HCV e Signori si nasce, più il demo che ho fatto già altri 3 e il Vince il demo che ho fatto io, Croupier, La morte può attendere, Fucking Bomb to Drop, che ne avranno altri 5, avevamo 20 dischi, dai, più o meno. Allora, la roba che mi mette adesso te pari due persone diverse, voi te canti e quando scrivesse te si guarda. Ma perché là allora Fiori a me hanno sempre insegnato che bisogna È già da chi. cioè allora il rap non si faceva parlando al microfono fondamentalmente, tu dovevi stare il flow. Ah sì, Dovevi impostarti il flow. E cioè, io per nascondere la R che ho a una certa ho dovuto fare Do Ross. È diverso però perché senti Ross con R, Do Ross. Senti, è diverso, è più meno marcata. E quindi per togliere la R da Venezia, che tutti mi hanno sempre detto te se sente massa R, ho dovuto trovare questo escamotage. Che a fine mi rompe anche i coglioni perché non sempre voglio cantare così, ma ormai sono abituato e lo faccio. Ma tra l'altro, non so, ma caso mai taglio questa domanda qua. Tra tutti i 1000 featuring che hai fatto in zona, gli altri featuring con Big Mike, come mai? Non l'avevi mai avuto fuori? Io che sei. Ah sì? Un featuring con Big Mike. E con Mike abbiamo registrato un pezzo ai tempi in cui eravamo, diciamo... che andavamo a registrare a San Donà, che io ero ancora a Milano. Avevo fatto un pezzo e dovevo farlo uscire, però per A, per B, per C non mi piaceva il mix, non mi piaceva come era venuto fuori e non l'ho mai fatto uscire. E Mike mi guarda, mi ha detto ciao, mi veglio a San Donà, faccio le registrazioni, ma non puoi fare, porto gente, ti fa cagliare. Tra l'altro c'era anche un mio amico, c'era Sandro sul studio, quello del... Madonna, costava tipo 250 euro fare la canzone, già era una roba. Lo proporre, sì, vabbè, adesso mia 8, cioè già non è in bainaio, non era semplice. E non l'ho mai fatto uscire. E poi quel pezzo là, io da qualche parte nell'iPod ce l'ho ancora, però ne penso a più, e quindi no, comunque io ho visto tutta. C'è amico Mike, io ho un rapporto proprio da quando avevo 12 anni, 11 anni, cioè facevo scuola a Venezia, ai medie, quindi, cioè già prima media, e io andavo a scuola a Dante, mi pare, e mi ero in classe con dei figli di Sacca Fisica, che già erano molto amici, e io da Sacca Fisica, e quindi fino a scuola si beccavamo, ma come noi siamo, cioè siamo sempre la stessa classe, tutti fino a qua, un anno in più. Esatto, come Masseo. E se beccavamo, 4, sì. Sono più vecchio. No, ma go dei chili, non si porta mai. Con Big Mike. Ciao Masseo, saluti caro. No, stavo di con Big Mike che andavamo in giro di sera a io con la compagnia a Venezia a cantare queste canzoni rap, tipo i Corri del Fomento, cioè sapevano i canzoni del Corri del Fomento a memoria, e questi ricordi del mio che cantavano i Corri del Fomento a cappella in giro per Venezia. Pensate. Nel 2001. Okay. Io avevo chiesto fuori onda, ma non avevo registrato. Come mai il Don? Cioè a me il Don, tutti i do.
Allora lui Io perché ho origini siciliane, allora Don Ross mi ha detto, però saresti anche perché lui sarebbe stato Wolverine. più da Don. Lui come nome di rapper era Wolverine. Il mio primo Ora come ora capisci che se tu pubblicassi un video sotto nome Wolverine la Marvel magari ti manderebbe. Ross mi fa, Vinny che sparo. Don Vinny, basta. Io invece ero Ross MC, che erano quei classici robe, sai, maestro di cerimonia, il rap un po' anni 90, e dopo quando lui è diventato Don Vini, 2 anni dopo sono diventato Ross anche a me. Sì, perché Sì, per rispetto, per Don rispetto. Marchi fra poco. No, Marchi è sempre stato il più piccolo, era Lil Kim. Lui è tipo Lil Kim, che era il rapper Don. Ci sarebbe un terzo Don. Da che anno sei invece il Marchi? 91. Ci sarebbe un terzo Don. Abbiamo 85, 88, 91, 3, 6, no. Che era il nostro manager. Intervalli di 3 anni, diciamo. Il nostro manager era il terzo Don, che è Don Bird. Don Michele, Don Michele, Don Michael, come Corleone, e che era il nostro Ma ascolta, come si sta fare rap hip hop su una zona del genere? Cioè anche a muovermi, andarvi in giro, cioè... Prendevi la macchina, in 15 minuti eri a Jesolo, in mezz'ora eri a Sandonà c'era appunto... poi iniziava l'autostrada e andavi dove dovevi. Andavi dove volevi andare. La bimba inizia bene una certa. La bimba imperiva, la bimba imperiva. Cioè, ti conto che da qua... No, prima della bimba. Prima della bimba c'era la K con il tetto a cielo stellato, e la K ne ha viste di cotte e di crude, tipo la prima registrazione che abbiamo fatto da Nex, con Vince che imposta il navigatore e alla certa per andare a Caorle mai arrivai a Caorle, non sapevamo come arrivare e siamo a 40 minuti di distanza, perché adesso tocca capire dove che siamo in quel mondo qua. In realtà ci siamo fidati del Tom Tom, perché c'erano ancora i navigatori vecchia maniera, sai. E questo Tom Tom ci porta per questa strada di campagna, finché il Don Vinny prende questa strada di campagna e una certa la K si siede su se stessa. Ci siamo poi impantanati, il Marchi che tentava di tirare su la macchina da solo col Vinny dentro, io no, perché logicamente con i problemi che avevo non ce la facevo, il Marchi pieno di fango, finché arriva un trattore, ci tira fuori. Chiamiamo Nex. Nex. Siamo spersi per impantanare con la macchina, c'è un trattore che ne tira fuori la macchina. Siamo arrivati da Nex, avevamo il fango fino alle caviglie. Quella è la prima volta che siamo andati a casa di Nex. E lui ci ha guardato, se lo ricorderà. Mamma mia. E la strada già era tutta dritta, ti giuro, non che già era strada da dover fare dissestate, però non ho mai più preso quella strada. E non è neanche mai più messo il Tom Tom in macchina da quel giorno. Come anche a te 40, come ti ha fatto? Io sono stato fermo così a guardare col Marchi, che io non potevo fare un cazzo, Andiamo in macchina con il Marchi che bestemmiava, che si riempiva di fango, lui che faceva la retromarcia, che intanto buttava ancora più fango addosso al Marchi. Finché si arriva al decimo trattore, ti ripeto, questo è stato l'inizio del trio flagello a livello di registrazione. Sì, roba drammatica. Comunque si riuscì comunque ad avere comunque dei rapporti anche con gli altri della zona. Sì, assolutamente. C'era un fiamme, ci sono veri, insomma. Sempre stato rispetto reciproco, non ci siamo mai rotti i coglioni. Siamo molto cazzoni noi, quindi cioè alla fine alla fine non ho mai fatto baruffa con nessuno a livello musicale, questo, quello, quell'altro. Sì, magari sai, all'inizio quando eri un po' sbarbato c'era qualche cricca con qualche crew di Sandonà che iniziavano anche loro a fare rap per un po' la supremazia territoriale di nuovi arrivati, ma mai da dire, cioè un anno che magari ti te guardavi vari incontri vai che de merda che sono stato l'anno dopo ti giri che ti te bevevi magari a roba perché ti hai imparato a conoscerti e quindi non sei mai sta astio. Però anche un attimo fare il vostro seguito, il vostro pubblico abitando qua e andando fuori. Non sta semplice, immagino, questo dico. Siamo stati bravi, vecchio. Sì. No, ma allora fondamentalmente io credo che ti ritorni quello che tu semini, cioè se tu non lo fai fatto in una maniera che sia più o meno buona, il pubblico della zona al di fuori della tua non lo prendi. Se tu spacchi, prendi anche il pubblico al di fuori della tua zona. Cioè è stato bellissimo quando certi live arrivava giù a Cassavio gente da Vicenza, da Bella, da Vicenza. Si faceva 2 ore e 40 di macchina. C'è gente da Vicenti che suonava da Bologna a vedere il trio flagello. Cioè, guarda avanti. Per quanto sia, sai,
Forse sta anche l'apertura ospiti grossi che vengono. L'apertura ospiti grossi sicuramente. Alla fine diciamo che abbiamo aperto comunque abbastanza Bassi Maestro, Narca, appunto Achille Lauro che avevamo aperto, Salmo che avevamo aperto, Salmo al Popcorn. che avevamo aperto addirittura a Z, un rapper che cantava con i miei zip, Pensati. per dire, faccio per farti un esempio. Sì. E quindi dopo ti sa, magari ti aiuta che competizioni di freestyle che ti andavi a fare a destra e a sinistra o sui baretti, come che organizzava magari Mano, che già era il periodo bella io, quella mi ha messa così, ti andavi a fare Royal Bad Nights, abbiamo aperto Gemitaise Cane Secco, ecco, per anche un paio di volte. Abbiamo aperto, abbiamo fatto la serata, abbiamo portato Gali quando Gali non era. abbiamo organizzato noi Gali a Treviso, ne si costava 200 euro Gali, adesso te domanda non so quanto per farti, Dico 200 euro. 300 più l'albergo più le robe, cioè siamo per una pipa di tabacco che a volte, ciao Gali, grandissimo. Adesso non possiamo più permetterci di organizzare un tuo live perché non verresti e poi ce ne vogliono tanti. Adesso sei a Sanremo, sono altre cose. Come si che facevi organizzare questi live, queste serate qua? Ti andavi mail, ti contattavi tramite internet, se ti davano la risposta buona, se no andavi, giravi altre robe. Ma comunque la fortuna è che conoscendo magari Next, andando a registrare da Next, c'era sempre la possibilità magari di, che ne so, live Adria Costa, presentazione del disco del Jamma, 3 mini gruppi di Asona faceva l'apertura e ora 5 canzoni in un gruppo, 5 in altro, 5 in altri, ti ha sempre girato, quindi anche grazie alla gente che ci ha comunque dato la possibilità di suonare, che ha creduto in noi. Anche il Dago comunque organizzava tante serate, si è organizzato tanti eventi, abbiamo aperto Aban, abbiamo aperto, cavolo, c'era il Caos. Cioè, No, non è venuto anche qualcosa di Blocco Record. La Mischilla. Parliamo di due di chi... Si parla tra il 2008, secondo me, il 2012 e il 2013, finché non si andava via il Marchi. Sì. Che il Marchi non si andava via, il Marchi non si andava via subito in America, si andava prima a Londra. Non mi ricordo quanti anni a Londra, 1 anno, 2 anni. Dopo si è tornato, è stato un anno qua, un pochi mesi qua, e dopo si è ripartito e sono in 2013 è tornato. Sì, quindi Marchi comunque 2011 è andato via io. Proprio. Però continuava comunque a fare musica, la registrava dei album. Veniva giù, cioè, veniva giù e quando arriva giù è una macchinetta che io ti chieda d'ore, ti fa 3 canzoni su d'ore, con ritornai con tutto. Pensavo che registrasse dei album. No, adesso fa così, adesso si registrano le robe in America, si è fatto lo studio. Guarda l'ultima Sporkit là. Quanto Sporkit è venuta giù, io qua. Però, per farti un esempio... No, vabbè, allora, il disco mio col Marchi che abbiamo fatto, Saluti da Cassavio, parte 1, si è dato l'anno scorso o 2 anni fa, che era 5 canzoni. Sì, è venuto giù 15 giorni, in 15 giorni abbiamo buttato su 5 canzoni e abbiamo fatte. Proprio. Il Marchi è velocissimo, fondamentalmente siamo io e lui che Che se è rimasta comunque il gaietto, l'italiano perfetto, cioè non parli più che sei in America, se facciamo un'ora di ciamata tutti i giorni ci sta a me, ok, non dico un'ora di ciamata, ma comunque scusami, l'esplosione vostra, soprattutto del Dose, sta quando hai fatto il switch in gaietto, o sbaglio? E lui, quello là è stato Asso 3 Re che è stata... ma come mai? Contami, e cosa ti ha portato sta un peso? Allora ti dico la verità, io il dialetto fino a una certa non l'ho mai considerato, mi sarebbe sempre piaciuto fare il rap in italiano perché avevi la capacità di arrivare a più persone. Sì. A una certa ho detto, me ne frega più un cazzo a me di fare rap per queste 4 persone, cioè per quei 4 che alla fine ci ascoltavano. E ho detto, tanto quelli 4 che ci ascoltano parlano la stessa roba che parlo io. Io tutto il giorno parlo dialetto, proviamo a farlo in dialetto. In fatalità c'era la trap che stava incalzando, cioè stava arrivando. Non era ancora arrivata del tutto. Noi come tematica eravamo la trap prima della trap, da un punto di vista. Sì, alla fine le cose che fanno i rapper adesso nel 2025 noi li facevamo nel 2010. È che non c'era il suono che ti porta a dire pum. Ci piaceva molto a quei tempi là, e era un misto tra il suono di Dipset e il suono di Atlanta. Così. Sti qua parlano, cioè ho pensato proprio, sti americani qua,
sti rapper parlano con lo slang loro, ok? Perché non è, cioè è possibile, l'inglese lo mastico, è possibile che faccio fatica a capire cosa intendano, e dopo vuol dire che parlano il suo slang, il suo dialetto. Proviamo a fare una roba anche noi col nostro dialetto, provo a fare io una roba con il mio dialetto, faccio sta traccia, è un suono completamente diverso dal rap in dialetto che c'era fino a prima, perché il rap in dialetto che c'era fino a prima era tossico boom bap, papam papam papam, Che spaccava comunque, perché sono cresciuti con Gustavo e Paina. Paina, dopo comunque anche a Medrano, cioè ha fatto il suo. Però Medrano all'epoca cantava ancora in italiano, perché era sotto shock e quelle cose là. Io mi ricordo un Medrano che cantava in italiano All'inizio cantava in italiano. all'inizio, tipo 97-98, Medrano già in italiano. Via, ma noi abbiamo fatto da 2007. Sì, ma vecchio continua. Quindi, Sì, ok, sì. come Medrano. Ma no, sì, Origin era già abbastanza. Però che Medrano comunque nasce come rap italiano, fioi. Che ha fatto il primo disco in dialetto, no, aveva detto attaccare a cantare in dialetto a fine anni 90. Ah sì. E non so se già era tipo in mezzo con le robe de shock, robe sì. E perché già era tutti qua, perché che già era Ciacca, che adesso non ti ho sentito neanche più in giro, che spaccava anche io. Perché già era Writer, che già era una bella zona, cioè, ma alla fine... Come Medrano contava che nel 97 ha fatto un disco con Shock, ma Shock aveva tipo 14 anni. Sì. Sopra. Sì, Shock, Nel 97, 14 anni, io shock. guarda che Medrano del 72. Vabbè, ma shock che anno c'è shock, scusi me. Boh, sarà anni 80, che ne so. Esattamente, shock. 81, 80. Sì, Pensa. 72 Medrano, si porta bene. Insomma. sì. Ciao Hermon. Comunque, parlami del suo switch in dialetto, che a fine e canzone anche, cioè ti hai fatto i video straordinari, Asso 3 Re, cioè ragazzi, Su 3 re, vabbè, ma dai, Bagolin, che abbiamo chiamato Bagolin. ha fatto io un video della Madonna. No, beh, oggi un attimo. Attenzione, Un attimo, le idee dei video sono sempre da questa testa. Cioè, facciamo il video. Quei tempi là era, ti ho detto, c'era appena venuto fuori I'm in love with the Coco. Sì. Everybody from the Lollo. Coco. Ok, quindi c'è tutta sta wave Atlanta. Ho detto, dove possiamo andare a prendere le case che somigliano a quelle di Atlanta, che si mettono a rappare davanti a sti bungalow? Dice qua. Andiamo dal nostro amico Marchetto e andiamo a farlo. Ti faccio, organizziamo una grigliata a casa di Marchetto, chiamiamo come si chiama, il videomaker, e ci faccia il video durante la grigliata. Io veniamo a posto assunto io mañana. Poi basta quei cappe. E dopo, dopo che fuori La capisci? sì, Bransini, abbiamo fatto la gara dei Bransini, no? Esatto, poi hai fatto anche a Tocca Gaia e Tocca Gaia è un masterpiece. Ma quasi tutta la roba del Vince, perché non so buone pari in dialetto. Mino. no, ti ha fatto Ma non so buono, cioè non mi sono mai messo tanto perché non mi sento al livello che io anche a sta sporchite che ha fatto ultima. Sì. E Marchi mi ha detto, però adesso sbaglio, tipo, dai, si parla la strofa, e mi fa. Adesso Marchi, se ti faccio la strofa e ti godo a rovinare la canzone perché non so a livello tuo, a livello del Vince, a farli in dialetto, io non è facile. Io non sono molto sempre stato meno bravo dei ori in dialetto. Mi resto molto di più in italiano, per esempio. Però dopo se ritornai all'italiano comunque, se hai fatto un periodo di dialetto o no? No, fondamentalmente io se fai robe sue o robe io e Marchi, segue la linea di come ti voglio. Ha detto, se gara inserirmi al cammino, sai che mi penso a qualcosa, mi davo un attimo sempre le robe che dico, no, dialetto però. Però Perché a me mi sta non riesco, cioè, ti dici che comunque che i video là ti ha portato solo a dire che ho fatto il video, ma a livello del live devi fare quel passo. Allora, il discorso là, i video se bei, ringrazio i registi perché Oscar, Eugenio, sono stati fantastici. Ma quando sono stato ha prodotto un video che è tanta roba. Musicalmente il suono della Bias sta scritto da me su strumentali De Carati, che è un nostro collaboratore. Ciao K. Ciao. E mixato e registrato da Cella, in studio da Cella. Forse sta tutto quello a fare. Se tu lo ascolti ancora, quello là forse secondo me è il prodotto che suona meglio di tutti i prodotti che ha fatto. Sì. Da alcuni punti di vista sì, proprio preciso, senza una sfumatura, senza niente. Si è fatto a regola d'arte. Rap in veneziano fatto come a regola d'arte. Dopo va su
tempo ungherese perfezionare quindi altre robe. Dopo comunque tante robe che quando vai in studio a registrarle magari le fai, però dopo ti arriva il file demo, ti dici potevo farla meglio, potevo farla a peso. Mi sono messo qua, mi sono messo col io qua mi repo le robe come voglio io 50 volte, se vengono fuori come voglio io, ok, sono buone, le mandiamo su. Adesso comunque i mezzi di mixaggio sono diversi rispetto a quelli che erano 10 anni fa. Adesso basta, tra virgolette, un transfer, gli mandi le cappelle delle voci, gli mandi i beat con tutti gli stems, o se loro ti fanno i beat hanno già i beat, e dopo loro preset, plugin, masks, mister, non so qualità adesso con mix master, scusami, mix master mic. E così insomma però diciamo che con il dialetto tanti mi hanno chiesto di andare a suonare e faccio fatica perché comunque siamo sempre stati in 3. E allora se andiamo a suonare in 3 è un conto, se andiamo a suonarmi io sì, però dopo mi seccaria anche a dire che se non ti fa niente, cioè facciamo le robe insieme. Se vuoi fare in italiano, io voglio fare in dialetto, facciamo un fia più fatica. Sarebbe bello riprendere un po' in mano anche il discorso. Ma magari qualcuno che ti aiuta poi doppie sotto, no? Sì, ma io vado via con Rosmi. Cioè, sempre solo Rosmi. Allora, Ghese dei problemi. Ghese Muflo che è Muflo mi dà una mano ultimamente, anche io l'ho fatto in dialetto con me perché tra Porto Rico abbiamo fatto sì, ok. insieme. Anche ciao Fasano, beh, Muflo. Un bel video, fai nomi, scusa, bel video. Un bel video, ciao. Saluti a Cassadio. Una bella canzone, ciò che la canzone a me, a gente mi domanda ancora, è il reggaeton quello? Sì, non è rap, non è trap, non è West Coast, è il reggaeton. Cioè, se un'altra roba che abbiamo fatto è che tutto sommato non si veniva fuori mai. C'è anche il reggaeton, se pop reggaeton. Sì, qualcosa di strano, tra virgolette. Perché per assurdo, almeno a livello web, se andrà meglio a roba più in diretto che quasi tutto il resto, perché è strano che comunque... Non ti riesci a suonare? No, così non ti riesci a suonare. Sì, riesci a suonare. No, adesso non ho messo in conto anche a me che, vabbè... No, le robe in dialetto hanno sempre tirato di più, che certo, che le cose in italiano sicuramente. Sì, qui te punti quasi a livello live, sì, non è neanche così importante forse. E ora? Sono una volta ogni 2 anni, gli altri non facciamo mica grandi live, non interessa fare live. Se ne vogli, ne paghi, ne da dovere, ne facciamo un'ora e mezza di live senza problemi. Ne abbiamo fatto uno che vai il 20 di settembre, abbiamo fatto 24 canzoni, un'ora e 40 di live. Brutto. Ma perché si manco live adesso? Perché non voglio rompersi i coglioni fondamentalmente. Che sono proprio i posti. No, i posti un po' manca magari. Cioè non si che posso suonare qui delle volte qua a Casavio. Certo. Come non posso, se ti vedi se fai 200 euro da dividere o 300 euro da dividere in d'ore, a farmi magari d'ore di macchina, perché se vado a farmi d'ore di macchina per farmi 300 euro, me ne stavo a casa mia, mi faccio in 5 ore di lavoro. Fa 150 euro andare via. Schede mi sa che ti va fuori, non ti bevi acqua tutta sera, ti tornano in drio. Ti ha capito? Cioè, è sempre un attimo. Non è un discorso di che ti zappi e che ti spendi, perché se ti fai il calcolo da quando che ti fa musica ti lascio e butta dentro non ti mai guadagna niente. Sì, se ti fai il calcolo di quello, quindi io facevo per passione, perché mi piace così. Diciamo che però insomma secondo me tarda posso starmene tranquillo a casa mia con il videocomando, cioè bottemi go 3 fiori, perché allora al 2005 me ne è nata una, al 2019 me ne è nato un altro, e al 2022 me ne è nato un altro ancora, quindi negli ultimi 6 anni sì, ti dà una vita. Nel prossimo se doppio che abbiamo già una squadra di calcetto, sì, che marchi a fiori. Sì, quindi diciamo che insomma tra impegni, questo, vita, quell'altro, lavoro, è anche difficile che io e lui riusciamo a trovare un giorno X da dire organizziamo e facciamo per questo. Questo qua oggi è il mio momento che non voglio fantoni al pomeriggio.
Ma era venuto fuori il remix di Colpo Grosso dei Micromala, no? 2009. Questo qui è il colpo grosso. Che c'è sotto. Vabbè, però era una cassa dritta. Erano comunque i cosi, chi è che gliel'hanno fatti? Game on Top gliel'ha fatta. Quel remix là. I primi a fare roba elettronica, stai Two Fingers, dicevo. Ma che non è comunque elettronica, è rap. Non è cassa dritta. È cassa dritta, vai. Elettronica, cioè, anche quella- il tuo quella- rap quella era traccia là è elettronico, French ma non è core. cassa dritta. Cassa dritta è come se tu le passi sulla dance, su Sì, bla bla sì, bla sì. di Gigi D'Agostino. Esatto, sì. E quindi è un'altra cosa. I Two Fingers avevano dei sintetizzatori che erano elettronica pura, però erano fatti su un boom bap rap. Quindi è diverso. Sì, dai, no, ti ho ragione. Però io comunque si musica Cioè, elettronica. anche tranne te di Fabri Fibra. Bravo, sì. Sni, cioè nel senso noi Pistola l'abbiamo fatta prima di Tranne te di Fabri Fibra. Certo, sì, madonna. E cioè, E che comunque, non è- Pistola è molto più molesta. che comunque secondo me non è neanche cassa dritta, tranne te più di tanto. È comunque rap fatto. È solo che non ha tante robe. È rap futuristico che però in realtà il rap futuristico dopo è diventata la trap. Cioè, esatto. Comunque, Vince, diciamo fuori onda praticamente il discorso degli Aito, tornando là e chiudendo anche al discorso, come dire, te ha avuto comunque delle opportunità che forse te ha sa perdere, insomma, ha fatto vita personale. Diciamo che la vita personale mi ha un attimo condizionato perché comunque le opportunità c'erano, ero riuscito a muovermi. Cioè, come dicevamo prima, la bimba inizia a bere, sono andato giù a registrarla, giù a Palermo con Spanish. Cioè, Palermo, Venezia, mi sono ciappato l'aereo, mi sono fatto 15 giorni a Palermo, ho messo porto a casa un Fiat strumentali e ho registrato qualche traccia con i fiori del Palermo. E Spanish comunque già era in cricca con Luis D, con tutta sta gente qua che C'era spaccava. in clica con lui. Johnny Marsiglia. Cioè, mi sono andato a Palermo e senza conoscere nessuno mi sono trovato in macchina con Big Joe, Johnny Marsiglia, Luis D, che andavamo a sto live di Spanish e i Fioi con Elia, eccetera, eccetera. E nel mio piccolo ho avuto un assaggio della scena palermitana quasi in toto, perché alla fine c'è il meglio del Palermo che già era in macchina con me, ti hai capito? Ma la stessa roba mi è capitata per esempio una volta a Napoli. A Napoli mi succede che vado su a Napoli a vedere un concerto del reggaeton di Yankee con mia moglie. In aeroporto a Treviso no, vedo anche che c'è sto tipo che fa amore, guarda, secondo me che è il look. Mia moglie è abbastanza sprotta, va da sto qua che fa, ma tu sei Luque? Ti da morti, che ho detto, ma dai, era un pericoglione gente. Sto qua, la vede, è già incinta, a fatalità, quindi già nel 2019. E che dice, sì, sono qua, sai perché mio marito è un rapper? Ho detto, ti da morti. Tita morti, cazzo Tita morti. Succede che, vabbè, salutiamo, beh, ciao Luque. E mi fa, cosa andate a fare a Napoli? Dico, già andiamo su a vedere il concerto degli Yankee. Ah, ho capito, va bene, io già devo tornare da Londra. Guarda, stagionista. E praticamente andiamo a sto concerto che già era tipo in mezzo ai casaesi. Cioè proprio, ok. cioè proprio siamo andati a alloggiare sull'hotel dove che a Castel Volturno c'è Napoli che fa i raduni. Ma devi partire. Sì. E vabbè, andiamo a sto concerto dei Daddy Yankee. Torniamo fuori Daddy Yankee, mia moglie lo vede, impianti, ti sa come che sei donne del reggaeton quando che vede il video. E niente, torniamo a Pie perché dovevano fare la strada a Pie che da tutta Castel Volturno già era lunga. Non si affaccia una macchina nera piena, tutta con veri scuri, un Range Rover, macchina, tira giù il finestrin e c'è Luque che ne guarda e ne fa, oh figlio dai, montate su che mi porto a casa. Io penso che vede, mi fa, non ti vorrà mica farla fare via tutta la strada a Pie incinta. Sei gentile. Montiamo su, siamo fatto diretto in macchina con Luca. Gentile, era un grande. Un saluto a Luca. Penso Che sicuramente Guarda sto video. vedrà sto video. Beh, però ciao, ti devo dire nomi importanti comunque. Ottaghi, metterò short Ottaghi. Saluto anche a Luca.
Se guardare un secondo del video skipperà tutto. Vabbè. Allora, vedere Ross, cioè, ovviamente. Sì, sicuramente me conosce. Comunque, no, dicevo, ma è appunto ma sta roba del dialetto, cioè ti dici che ti affermavo il discorso della tua vita personale, ma ti avevo qualche rimpianto? Sì, il rimpianto è stato quando mi hanno detto tipo di fare un pezzo assieme che cioè, diciamo che mi ha chiamato un certo rapper abbastanza famoso e mi ha detto guarda che sta traccia butta via tutto, perché non fai un remix? E io gli faccio, lo farei anche il remix, però lo farei con un paio di veneti, uno è NX e l'altro sarebbe Nitro. E fatalità, questo rapper era sotto mentite spoglie proprio lui, proprio Nitro, che mi ha contattato su Facebook e mi ha detto sta roba qua. Poi mi fa, vieni, settimana prossima faccio un video, vieni che ti butto dentro, che così intanto magari facciamo... Tiri fuori, insomma. Sì, ti faccio vedere. Fatalità, settimana prossima, sapeva fare proprio un video, ma parla New Age. E con entrata tipo selezionata eccetera eccetera e gli faccio guarda berei ma non riesco, sta male eccetera eccetera, dopo vicissitudini di tutti i giorni. Diciamo che siamo stati sempre un fianco in sempi e che abbiamo perso occasioni perché per dirti anche all'epoca cioè Danny Five che non lo conosceva un cazzo di nessuno ha 3 strofe del trio su un suo mixtape. L'anno dopo già era che faceva le canzoni con non so con chi che sia in là. Salmo. Sì, con Salmo, come si chiama l'album? Macete? Macete, sopra Macete credo da anni fa, non so. Non so se sia ancora a Macete. Ecco, Vabbè. Comunque Danny Five. Macette che in veneziano sarebbero piccole macchie, no? Macchioline, macette. Speravo che non tu dicessi. No, c'è giusto a dirla. Infatti, Giusto a dirla. Macete, no? Sì, piccole macchie. Macchioline. Comunque, voi da Cassaio vi sentite più di Laguna o di terraferma? Perché anche nei video metti spesso le barche, no? Mi sento in spiaggia. Vabbè, si sa. Mi laguna. No, ma capi, cioè, capi anche sui video, nei racconti, capi spesso proprio il mare e barche, però a fine si in terraferma qua. No, siamo in isola, siamo sempre là. Beh, però mi sogno qua in macchina per fortuna. Perché sono ponte, se non che fosse il ponte ti venivi scivolando. Dovevi tu fare dentro il SIL, se no. Quello sì, effettivamente. Non siamo terraferma, noi siamo isolani. Si isolani, ho capito. Cioè, d'altronde, ora, a Venezia, quello che non sa Venezia è tutto a campagna, ok? Però no, adesso, al di là del fatto che tanti veneziani, Già mestre si campagna, che sia chiaro. tanti veneziani se che arriva a abitare qua, secondo me, qua dovrei dire, no, vado in campagna, vado in spiaggia. Esatto, E come al quindi Lido, adesso come andare al Lido di Venezia in pratica, vado in spiaggia. C'ho qua che via spiaggia praticamente a 1 chilometro. Manco, mia da il quasi problema- 300 metri. No, si usa il problema. Il bello è che c'è, abbiamo spiaggia a 1 chilometro, ma a spiaggia c'è un altro chilometro del Sabion, cioè nel senso che ti puoi fare tutto quello che ti vuoi in quel chilometro. Ma anche nella vita tutti i giorni c'è un pro un contro, cioè anche, non so, cioè capi, comunque Isabella aveva la spiaggia o aveva stufato, come dire. Ci abituai qua. Abituai, non Capisci mai parli via da adulto. qua. Mico, così sta che Sì. da a far caldo qua vado in montagna per farti l'esempio. Ah, I trevigiani viene su in spiaggia a farci 40 gradi qua, c'è farci ustioni, mi vado a 30 allora, gradi in se montagna. dovessi andare via da qua, mi faria 4-5 mesi devo vedere Marchi. Perfetto. ok. Che Che comunque sei sempre sei sempre spiaggia. spiaggia, cioè perché a Marchi magari guarda che Cassavio è come Miami, come morfologicamente parlando, South Beach è proprio come Cassavio, Cassavio. una lingua, Sì, che una striscia. a South Beach che si 400.000 passi e roba del genere, a Cassavio ti hai piante, ti hai vita, eccetera eccetera. No, su un off topic, ti chiedevo perché ad esempio amico quelli da Pestrina, da Lido, che comunque io lì capisce che si sta a Messi, che aveva una comodità assurda, però non andaria mai via da là. Io non daria mai via da qua, non daria mai abitare a Mestre per farti un esempio. Però ho voluto mettere comodità. Sì, ma ho avuto mettere che mi ai 10 di sera posso andare fuori e non ho casini e a Mestre ai 10 di sera non posso andare fuori. Vabbè, ma dico anche a qualche paesetto là vicino. È che ora ti sei in campagna, tanto va a stare in spiaggia. Sì, vabbè, ok. Se vuole essere in campagna vicino da Mestre per avere la comodità di Mestre, qua in 10 minuti so a Jesolo. Ora,
il discorso è questo. Stessa roba, Se ci fosse un bel collegamento da stasera a Caballarin, che tagliasse tutta quanta laguna, ti metterissi 10 minuti a arrivare Non sarebbe mai. non sarebbe mai asso. Certo. Però Purtroppo. ma anche per i fiori come siamo cresciuti noi altri, cioè per un futuro ti dà una possibilità alla gente del posto di dire ok, in 10 minuti massimo arrivo a quarto altin, ti ha capito? Un discorso In autostrada in 10 minuti. Impieghiamo mezz'ora comunque arrivare a quarto del team, non so che sia problematico. Mezza ora ti arrivi E in 25 minuti so a Caposil, da Caposil 5 minuti so a quarto del team. sì, 40 minuti. con un coa. Ma se che qua c'ero e... Se che coa dei sta, tipo dei sta, e infatti Allora il posto è ti scomodo, capita certe sicuramente. volte che ti a domenica di sera non ti muovi da qua. Cioè, Vabbè, se ti dicono a Rogna, a me mi è capitato d'estate andare a fare... Da lavorare. E poi io anche magari gli orari giusti per dover tornare giù. Non so se vai via tramite Romeo, si stava magari... Tramite Romeo è un problema. Ma perché tanti ciusotti, per esempio, scende a Piazza Roma e dopo il coso che gli porta a ciusa di acqua. Ah, vabbè, è scomodo Però è scomodo. Ma non sta a pensare che qua sia tanto più comodo. Comunque per arrivare a Venezia ti impieghi 50 minuti. ma cosa ti dici? 40 minuti di battaglia di ora che Adesso c'è il diretto 30. con 30 minuti ti sei in piazza Samara. Vabbè, ma adesso, ma fin quando che già rimmo sbarbai, 45 minuti di viaggio andate e Già andava a sbarbai, già non batte ogni 2 ore. la stessa roba. Quindi anche qua comunque che sei su scomodità, non sta a pensare che noi sia. logico. Ma più dei servizi più che altro. L'ultima domanda da farvi, più che ai vini, che magari però hanno tintoria rossa. Ma come ti sta a collaborare con Fix? Mi stai fare da canzone. Più per me che per altri. Perché Fix conosco da quando che voglio dire. Giù l'esame. Giusto. Fix già era fuori, mia Fix. Cioè, lo senti, lo conosci da una vita il Fix. Mi col Fix ho fatto tante di che battere, tante di che mancano, che io non avevo neanche idea. Ma Devi giocare a biliardo. te va a contare qualche storia, stessa, non so se magari sorprende se parliamo di questa roba qua. Di cosa del Fix? No, perché se mi butta via c'è un personaggio. Il Fix è una persona tranquilla, bravissima. Guarda che non è meraggio, il Fix è una persona molto di cultura. Diciamo che io me lo ricordo alle superiori che lui era già che veniva fuori dal rock, perché anche alle autogestioni Sì, mi ok. portava la chitarra e ci mettevamo là sotto l'oleandro, si metteva a suonare la chitarra, birette durante l'autogestione, ascolta, canta, fumita e già eravamo tutti bei come il sole. Quindi il Fix proviene già fondamentalmente dal rock. Si è reso conto a una certa che il rap era un genere che prendeva piede, comunque gli è sempre piaciuto il rap perché l'ha sempre ascoltato. Dal rock, pur sapendo suonare, ha iniziato a fare rap e dopo probabilmente se l'avrà scoglionato a fare il rap e l'avrà tornato a casa a fare la musica suonata, rock, punk, queste cose qua, che poi non so quanto suonata sia in realtà, perché io sento anche le drum che utilizzano, sembrano delle drum molto da drum machine elettroniche, quindi credo che sia una specie neanche di punk, di pop trap punk. È un genere che non saprei molto in grado di definirlo, ma non credo sia totalmente suonato. Quindi ha quella componentistica rap che Sì, no, si perché sente. fare canzone, pensavo fosse andato in delirio, che so che era in un periodo abbastanza... Ognuno di noi ha i suoi periodi. Io non so dirti che periodi ha avuto. So che No, ognuno di quando abbiamo noi fatto la canzone insieme, dico quel periodo là. quella di Mario Scherzi. Esatto, sì. No, la canzone in Magno È sempre stato molesto, il Fix, ma molesto in sì, senso la buono. Magno No, ma molesto anche noi siamo molesti, noi nasciamo come molestamente ignorante. Allora, Molesto non vuol dire che tu vai a importunare le persone o cose del genere. Una persona molesta è una che non si prende tanto bene, tanto seriamente con se stesso e fa quel cazzo che vuole fondamentalmente. Certo. E quindi è là che lui è artista, perché comunque riesce a fare quel cazzo che vuole ed avere sempre il suo... ti dico, quando abbiamo E registrato se per artista di tutti gli altri probabilmente. Quando abbiamo registrato Magno Scherzi e l'abbiamo registrata a casa di Nex, in studio da Nex, e siamo andati al Fix e io l'avevo pensata in un viaggio che ero a New York, ok? Mi è capitata sta scena che non so, ero in hotel, ero in bagno nell'hotel e ho detto mi Marti quanti scheghe sono che mi mangi. E non so, guardo da Drio, però mi cago ti dà.
ora se vogliamo fare questa qua devo girarmela sul ritornello, eccetera. E gli mando un messaggio e gli faccio fix, c'ho il pezzo per me e per te, perché dovevamo farlo. Fondamentalmente sono due teste che 10.000 euro sarebbero in grado di chiavarsi in 2 secondi, ma in 2 secondi 10.000 euro non entrano. E quindi è quello lì il discorso di Mangia Sky. Perché col fix dovevamo fare un pezzo, aveva fatto il pezzo con Ross, aveva fatto pezzi con Marchi. Noi avevamo fatto pezzi per loro che erano BB Clan, c'era il Ruben, c'era il Cionno, c'era TK, Give It The Fuck. Erano un bel gruppo anche loro a livello underground, erano fatti bene. Gli faccio buona fix, ho trovato una strumentale di Karate, ho il testo, gli mando il testo, nel giro in un paio di giorni mi ha risposto col testo suo, andiamo da Nex a registrarlo e quando ho visto il fix registrare quel pezzo là, ho detto che sparo quanto spacca il fix. Perché prima non ero così convinto, ma perché? Perché Ha proprio attitudine al microfono, punk rapportato al rap, è come esatto, sparo quanto spacca il fix, ma perché? Perché prima non lo sentivo mixato decentemente. era sempre mixato con delle cose un po'... Era un po' sporco. Se le mixavano loro le L'ho cose. sentito mixato da Nex, che bene o male qualcosa ha studiato. E che mixava anche bene, ci ha mixato 3 dischi, 4 dischi, Nex. Ho detto che sporco. Sì, beh, prima sono stato I primi dischi io mi ricordo ho fatto di featuring per loro, andavamo a registrare tipo a Nera, Sì, su un centro che c'era tutta quanta gente strana, tutto gestito da giovani, si buttavi mai su una stanza dove c'era tanta vecchia sporcizia in giro, ti mettevi col computer in, ti facevi e io mixavo. sì, adesso mi scusa il nome, sì, ma era una specie di... Il centro sociale o Esatto. qualcosa del genere, era un luogo occupato, non sapevo ben come dire, Sì, però sì, sì, era stile, era una situazione molto figa quella Si mettono lì con quella. 20, se vi ricordate il nome, vuoi è bello che vuoi Io non mi ricordo, so che ci davano l'indirizzo, noi andavamo là col coso e eravamo su un posto strano. Mitico Tom Tom. Sì, regalo sì, beh, registrava, penso a quei padri della Pocaselli, insomma. Sì, beh, ma comunque, guarda, per dirti gli altri, se da 20 anni, per dirti che registriamo con un Rode NT1, che credo sia sto qua, tra l'altro, questo microfono mio qua, Dove è buco? sì, ma da 20 anni, ho comprato 300 euro 20 anni fa, quel microfono è ancora quel tembotta. Quindi per alla fine non è che ti serva ste grandi robe, un microfono di 20 anni fa è roba che fai i microfoni adesso da domia. Ma Sì, No, perché anche no, Marchi il contrario. microfono che va a portare, che differenza che c'è? Guarda che adesso se il contrario con 30 euro, dico, guarda che sto qua costerà 50 euro. No, ma infatti quello costa 300, so devo dirti, che Sì, si può ma fare io- robe che fa i microfoni nuovi da domia. Ma penso che no, insieme penso che i robi nuovi da domie fa il quadruplo Esatto, sì, devo dire. Fiori, secondo me no, perché alla fine tutto quanto si Come fa... può essere che Fiori, se non lo vedo davanti. Fiori, se devo dire la puttana del microfono, ok, e sono d'accordo con gli altri, ma alla fine, quando che roba va da suonare, c'è il mixaggio e il master Ho che fai. capito Ross, ma se io fare un video con un telefono, poi è ca... Ma mi posso avere 20 anni fa te facevi in 3GP. Ho capito, a volte, ma mi posso fare le registrazioni con un microfono da 200 euro con una scheda grafica che se ho uno che sa mettere mano al suono. Sì, con una scheda audio, scusi, ma che se ho uno che sia in grado di mettere in mano al suono come Dio comanda, il mio mixer mi fa tirare fuori con plugin o questo, quello, quell'altro, e mi fa suonare come un microfono da dominio. Però dico, sì, ma sì, questo qua è Io sì che so che Però dico, dico. 20 anni fa, c'ho e robe che avevo c'era qui che c'era, qui intendevo. Sì, dicevo un microfono da domie dei 20 anni fa. Ecco, c'era Ma forse ancora secondo me. 2000 euro 20 anni fa e sarà come questo. Secondo me come qualità, mai. Mi ti dico che comunque Shock aveva fatto, da quel che ho capito, il nuovo 60 Hz 2 sempre con la K950, che è un strumento che da 30 anni, fiori. Vabbè, ma perché comunque vabbè. E ti va avanti a floppy, così, a roba del genere, con suoni che se 20 secondi. Si manca 60 Hz uno suonava bene lo stesso. Mi sporco, ma perché ti parli di capolavori soft comunque. 2 è comunque uno dei lavori più sottovalutati l'anno scorso, secondo me. Per alcune cose sì, per alcune cose sì. Ma è stracciato 60 Hz. Sì. Di quest'anno comunque, perché è uscito all'estate, è uscito. Ma abbiamo Shock, fiori, sa come si suona, insomma, ed è per quello che alla fine noi andiamo da Cella, perché Cella gira e rigira, Treviso, quella è la scuola. nella scuola, la scuola di Sciocca, erano piccoli, ci contava Cella, tutte e due si facevano le robe assieme.
Dopo uno ha preso una strada, uno ha preso un'altra, ma alla fine... Certo. Poi, Quindi, dai, che se Ross, vuoi fare qualche altro saluto a sto punto? Perché deve essere... Faccio dei short, fiori. faccio short, tutti i saluti del Ross e puntata. un saluto, non so chi è. Possiamo salutare. O qualche che non ti ha... della cosa. Noi eseguiamo. Ciao! Ciao Silvia. Buonasera, ciao. Salutiamo la Siria. Ecco. Ciao Siria. Ciao. Ecco, ci saluta anche la Siria. Magari qualche avventura con ex, no? Quelli che mi si impatanai, insomma. Ciao, ne abbiamo avventure, ma alcune non si possono dire. Spesso Spesso e volentieri tante non si possono dire perché vorrebbe dire fare bocca. Sì, E quindi sì, sì, meglio di no. meglio di no, insomma, non ho mai fatto bocca in vita mia, non le faccio adesso su un podcast. Però ci sono state tante belle situazioni al limite. un'avventura con ex è che sono andato a mangiare da lui perché dovevo registrare qualcosa, no? Sono andati a mangiare da lui e fame tantissima perché a una certa ti viene su fame. Sì, era tardi. E Next mi guarda e mi fa: vabbè, facciamo dei tortellini. Certo. Tortellini alla zucca, vecchio. Unico. E li mette su in acqua. E io ho una fame talmente tanta che fa così. Li tira fuori dopo un minuto o due. E mi fa: fammi assaggiare. Io li assaggio, ma erano crudissimi. Va bene, se bene. Siamo i proteine per lui, invece poi. Siamo di tortellini che sbozzano. Che mangiare. Poi era fame tanta. Che c'era il ripieno del succo che non c'era ancora in cazzo. Li ha messi dentro il Quasi che sei uomini in cucina, poi. Boh. E noi ci vediamo alla prossima. Se no, sono altro da salutare. Un saluto a tutti, ciao. Ciao, alla prossima. Come sempre, dai.